L'idea Nostos nasce come conseguenza di un lavoro in teatro che è iniziato con la compagnia Fuori Contesto di Roma, dal titolo Terremoto dentro. Poi c'è stata l'interruzione per il Covid, durante la quale ho pensato che quello che era stato scritto per questo spettacolo potesse avere la forma canzone, indispensabile per poter costruire un progetto cantautorale. Ho sottoposto poi all'attenzione di Maestro Pica, di Maurizio, quelle che erano le suggestioni armoniche che in qualche modo avevo pensato, cercando di capire se quelle suggestioni potessero avere le caratteristiche giuste per diventare dei brani. La cosa funzionava e quindi abbiamo poi approfondito e generato questo EP di 4 brani, che è la parte iniziale appunto di un nuovo progetto discografico. È stato sicuramente per me un grande privilegio avere al mio fianco in studio tanti grandissimi musicisti. Ovviamente la collaborazione più importante, funzionale, perché il progetto potesse realizzarsi è stata quella con il Maestro Pica. Non posso non considerare l'aspetto fondamentale, cioè quello della disponibilità di Luca Turris e Roberto Montella, miei carissimi amici, nonché produttori esecutivi del progetto. Buona parte dei contenuti in qualche modo si rifà ad un rapporto diretto anche con la nostra terra. E di qui appunto poi la volontà di intitolare questo EP Nostos, perché per quanto mi riguarda è stato un po' un ritorno alle origini, alle radici. Abbiamo lavorato secondo quelli che sono gli unici criteri che chi ama questo lavoro mette all'interno di qualsiasi collaborazione, cioè il piacere di condividere, di stare insieme, la serenità che faccio sempre da filo conduttore in qualsiasi incontro, in qualsiasi momento di creatività, in qualsiasi momento di riflessione artistica. Si è tentato in qualche modo di dare forma scritta, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista lirico, a quelle che sono delle sensazioni di disequilibrio, frutto di osservazioni riguardo la propria esistenza. È stato complicato, forse da questo punto di vista, più mettersi a nudo, ma tutto questo è stato favorito dall'incontro con il Maestro Pica, perché sono riuscito già dal primo incontro a essere me stesso e a mettermi a nudo nella maniera più autentica possibile, perché poi insieme si potesse procedere nel miglior modo. Per me è stato un onore la collaborazione del Maestro Pica, da cantautore, da semplice narratore. È stata una grandissima emozione e un grandissimo privilegio lavorare con lui. E siamo stati davvero in sintonia sin da subito, sia sotto il profilo artistico che sotto il profilo umano. E quindi abbiamo piacevolmente avuto modo di condividere tanti aspetti, sia dentro che fuori dallo studio. In realtà io l'unica cosa che mi sento di dire sempre a chiunque, che forse cambiare la prospettiva potrebbe essere la giusta strada, cioè non iniziare un percorso pensando a ciò che sarà, ma pensare piuttosto a quello che è una tua esigenza. Scrivere perché è fisiologicamente necessario. Scrivere perché è terapeutico e in qualche modo liberatorio, e consiglio di raccontare sempre nel modo più spontaneo e naturale possibile.